Abbiamo sentito prima soltanto un breve passaggio del servizio di cui tanto parlano i quotidiani di oggi a proposito dei marchi del lusso, del Made in Italy sotto il profilo dell'alta moda, che ci porta in Transnistria, in Bulgaria e in Romania. Parliamo di tutt'altro genere di Made in Italy, quello che è stato definito da sempre in economia il settore primario, cioè l'agricoltura, e ne parliamo da un punto di vista e da un taglio anche abbastanza particolare, insieme a Vilma Pirola, che è la prima donna alla guida della Coldiretti di Pavia, ma anche una delle poche, credo siano solo 3 in tutta Italia, presidenti di Coldiretti provinciali, ma anche guida Coldiretti Donne Impresa. Coldiretti Donne Impresa è un raggruppamento, diciamo così, è un coordinamento per l'imprenditoria femminile agricola della Coldiretti, che è il principale sindacato agricolo italiano, e che mette insieme sostanzialmente le donne imprenditrici nel settore agricolo, che tra l'altro non sono per niente poche. Intanto buongiorno a Vilma Pirola innanzitutto. Buongiorno a lei. Ecco, dicevo prima che il settore agricolo è un settore, forse è un dato che non tutti conoscono, nel quale le donne rappresentano circa un quarto dei titolari di attività e di imprenditoria agricola, no? In Lombardia abbiamo delle percentuali diverse a seconda delle province, si va dal 40% di donne che sono sul totale degli imprenditori agricoli a Sondrio, ma mediamente siamo appunto circa su un quarto del settore. Lei tra l'altro è la prima donna anche alla guida della Coldiretti di Pavia, e Pavia è una delle realtà produttive più importanti per quanto riguarda il riso in Italia. Se non sbaglio, il settore del riso la Lombardia rappresenta circa il 40% della produzione di riso in tutta Italia. Pavia, Vercelli, Novara e anche Milano sono le realtà produttive più importanti. Però prima di parlare del riso, che sicuramente è un argomento che ci riporta in parte anche a quello di cui parlavamo prima sulla scorta del servizio di Milena Gabanelli di Report di domenica scorsa, che si occupava di alta moda, ma si occupava anche di concorrenza più o meno leale, e sul riso bisognerebbe aprire un capitolo e lo faremo. Però prima di tutto vorrei chiederle, signora Pirola, di darci un quadro generale dello stato della salute dell'agricoltura lombarda e dell'imprenditoria femminile all'interno di questo comparto importante in questo momento, in questa fase, diciamo così. Qual è il suo polso della situazione? Credo che sia da un paio d'anni che lei è alla guida delle donne imprenditrici della Lombardia nel settore agricolo. Sì. Come stanno le cose? Allora, come giustamente ha detto bene lei prima, in Lombardia una donna su 4 ha un'azienda in rosa, e sono circa 1600 i titolari di impresa agricola. Questo è un ruolo molto importante che le donne sono riuscite ad ottenere in agricoltura grazie alla multifunzionalità aziendale, perché multifunzionalità aziendale trattasi della vendita diretta, quindi i mercati di campagna amica, i prodotti a chilometro zero, e poi le fattorie didattiche, le fattorie sociali, gli spacci diretti in cascina, e poi gli agriturismi, quindi l'accoglienza che le donne hanno sempre saputo fare negli anni e che si sono affinate grazie appunto a questa opportunità di poter aprire degli agriturismi. Ecco, signora Pirola, per quanto riguarda il mercato amico, lei ha citato questi mercati di campagna amica, sì, no? Dove in pratica i produttori hanno la possibilità di vendere direttamente ai clienti. Ecco, questo tipo di vendita, che poi mette in rapporto diretto il produttore con il cittadino che consuma, che compra, che cerca il prodotto anche di qualità, mi pare che si sia sviluppato in quest'ultimo tempo. Ci può dare qualche indicazione quantitativa? Sì, abbiamo 1400 mercati di campagna amica in Italia oggi, e sono in continua crescita, perché sempre più i paesi, le cittadine chiedono di avere un mercato a chilometro zero, perché i nostri imprenditori offrono la qualità, ci mettono la loro faccia e offrono oltretutto la stagionalità del prodotto, che è molto importante. Ecco, lei, se non sbaglio, produce latte nella sua azienda familiare, no? Ha un 350 capi di bestiame, se non vado errato. Sì. 150 in lattazione. Ecco, il comparto latte, ne abbiamo parlato la scorsa settimana sulla scorta di una vicenda giudiziaria ben precisa, quella che ha riguardato Alessio Crippa e gli allora Cobas del latte. Un processo, diciamo, che è stato ribaltato completamente in Cassazione, che ha assolto completamente
l'allevatore in quel caso, ma soprattutto ce n'è un altro di processo aperto ancora in corso, anzi sono diverse le procure che se ne interessano, perché sulla storia del latte e delle quote ancora l'ultima parola non è stata detta. Io vorrei invece, dal suo punto di vista, al di là della faccenda quote e latte di cui abbiamo parlato a parte, perché c'è un documento molto importante che viene dai carabinieri del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che ridisegnerebbe tutta la storia delle quote latte. Però questo ci porta, signora Pirola, a parlare anche della questione latte in sé. Lei produce latte, qual è la sua valutazione? Credo che dall'anno prossimo finisca il regime delle quote, ma tra l'altro che ha generato tanti problemi, mettiamola così in senso neutro, però vorrei il suo giudizio su questo settore che è importante. Anche da questo punto di vista Piemonte, Lombardia, Veneto sono regioni di grande produzione, no? Sì, assolutamente sì, in modo particolare la Lombardia, perché noi siamo la prima regione agricola e di conseguenza anche zootecnica, perché è qui che ci sono i grandi allevamenti. Il problema è che non c'è la giusta remunerazione, il prezzo del latte, perché anche ieri sera abbiamo fatto una trattativa sul prezzo del latte, ma non c'è volontà di dare la giusta remunerazione al produttore, perché continua a diminuire alla stalla il valore del latte, ma non diminuisce al banco di acquisto per il consumatore finale, e questa non è assolutamente una cosa giusta, perché se deve diminuire per noi produttori, è giusto che diminuisca anche sullo scaffale per il consumatore finale. Invece il consumatore finale continua a pagare un prezzo che è in continua crescita, e noi produttori continuiamo ad avere un ribasso del prezzo. Ecco, ma perché secondo lei questa questione, che è vecchia, continua a riproporsi costantemente? Perché comunque entra tantissimo latte dall'estero di una qualità diversa dalla nostra, di gran lunga inferiore della nostra, che poi viene utilizzato per fare il nostro prodotto made in Italy, del formaggio, che dovrebbe essere tutto utilizzato con latte italiano, che purtroppo spessissimo latte italiano non è. Ecco, ma come si fa a controllare, o non c'è proprio previsto controllo su quello che lei ci ha appena detto? Bisognerebbe controllare, però per il momento è concesso l'importazione di latte da tutto il mondo. Quindi uno non fa una cosa illegale, diciamo? No, non fa una cosa illegale, no, non fa una cosa illegale, però se utilizza il latte proveniente dall'estero per fare un prodotto che deve essere DOP italiano, capisce che le cose non vanno bene, no? E però non c'è la possibilità, diciamo, di renderlo chiaro, questo processo produttivo, così che uno va, compra e dice no, questo prodotto però viene da qui, è stato fatto così con il latte che... Verissimo, basterebbe che ci fosse la tracciabilità del prodotto, l'etichettatura, che da tanto noi auspichiamo, perché attraverso l'etichettatura c'è la provenienza e tutta la tracciabilità fino al consumatore finale. Ma chi è che non la vuole? Chi è che non la vuole questa cosa di trasparenza? Non viene applicata, di fatto c'è, ma non viene applicata. E di chi è la colpa? Mi permetta di dirlo, cioè chi manca in questo caso? Non lo so di chi è la colpa, però bisognerebbe fare i decreti attuativi, il governo dovrebbe fare i decreti attuativi affinché questo avvenisse, tutto questo cerchio venisse chiuso. Noi, è la nostra battaglia fondamentale di Coldiretti, la tracciabilità, l'etichettatura, poi il consumatore finale è libero di scegliere, di spendere ciò che vuole per acquistare un prodotto, ma deve sapere che quel che sta comprando è correttamente scritto sull'etichetta. Quindi ci sarebbe già l'obbligo, però mancano i decreti attuativi per renderlo reale. Esatto. E questo diciamo è un problema che si applica in moltissimi settori delle cosiddette riforme fatte dai vari governi, perché non stiamo parlando solo dell'ultimo, per dire la verità, ma di tanti governi. Primo, allora, ma perché uno va a comprare il latte non italiano, diciamo? Per quale motivo? Per questione di risparmio? Perché costa meno, risparmio, perché costa meno, però la qualità è altamente inferiore, perché noi abbiamo dei parametri di proteine, di lattosio che deve contenere il nostro latte altissimo, quindi logicamente per fare un latte di qualità costa, e di conseguenza noi non possiamo produrlo a meno, capito? Quindi noi diciamo noi abbiamo la qualità. Abbiamo sugli scaffali, diciamo, prodotti che magari sono il grana padano, il parmigiano, io faccio alcuni nomi, però possono farne tanti altri, che dovrebbero essere prodotti tipicamente locali e non lo sono.
nella loro materia base, o possono non esserlo, diciamo così. Diciamo possono. Possono non esserlo, e insomma qualcuno dovrà anche farli questi decreti attuativi prima o poi. Signora Pirola, tra i suoi impegni, quando diciamo così ha iniziato la sua attività alla guida anche della Coldiretti provinciale di Pavia, lei aveva parlato di due questioni, il vino e il riso, e qui torniamo a uno degli argomenti di cui accennavamo prima. Per quanto riguarda il vino, quali sono i problemi? Perché sappiamo che il pavese, l'Oltrepo, ma adesso non parlo naturalmente di altre realtà, dal Piemonte fino al Veneto, per rimanere nell'area, diciamo così, del nord, è un settore, diciamo, di grandissima importanza. Il vino e il riso. Parliamo di questi due settori produttivi. E il riso, però, tra l'altro, il riso abbiamo, quest'estate ci ricordiamo che Coldiretti ha fatto una manifestazione in piazza sulla questione del riso, poi ne parliamo a parte. Certo. Sul vino? Sì. Quali sono i problemi? Sul vino, innanzitutto dobbiamo dire che in provincia di Pavia noi con l'Oltrepo abbiamo 13.000 ettari coltivati a vino. E quindi è una realtà molto importante per il nostro settore, ma bisogna dire che anche qui, come tutti gli altri, ho un ritorno pazzesco, anche qui come in tutti gli altri settori il fatto della burocrazia ammazza le imprese, perché hanno bisogno di 100 giornate di lavoro da dedicare solo agli adempimenti burocratici, e quindi anche questo non favorisce comunque il lavoro del viticoltore, no? E quindi anche quando fa un prodotto di eccellenza, ma che comunque gli viene a costare tanto per poterlo produrre, diventa un problema. Ecco, la burocrazia, signora Pirola, nasce da regole, norme domestiche italiane o da regole europee o da tutte e due? E quanto pesa, diciamo così, la burocrazia europea sul comparto produttivo agricolo? Direi almeno il 50%. Perché sappiamo, diciamo, che questa gestione europea, diciamo così, per l'agricoltura italiana è stata molto ambigua, double face quantomeno, no? Sì. Le regole, le norme europee. Adesso c'è un'ultima questione, magari questa qui è una questione che ancora non è stata portata in primo piano, ma che prevede, per esempio, sono le nuove misure europee sui pagamenti diretti della politica agricola comunitaria, prevede un certo tipo di colture. E siccome in Lombardia ci sono parecchie monocolture e l'Europa impone invece di diversificare, credo che ci saranno altri problemi, diciamo così, per gli agricoltori lombardi e non solo. Comunque, il rapporto con l'Europa, il vostro qual è? Diretto, immediato, mediato? Cioè, come funziona? Ma a dire la verità, la politica agricola comunitaria è europea, poi ogni Stato membro ha fatto le sue regole all'interno di quelle regole che sono europee, capito? Quindi anche l'Italia ha scelto le proprie regole. E quindi tutti ci dobbiamo attenere a queste regole per il futuro, dal 2015 al 2020, per la nuova politica agricola comunitaria. Ci sono cose buone che arrivano dall'Europa in tema di norme, di regole, e quali sono invece secondo lei le cose più discutibili, quelle che in realtà frenano e condizionano l'imprenditoria? La prima cosa positiva, a mio avviso, è che si sia definito davvero l'agricoltore attivo, che ci sia quindi una blacklist esclusa dal pagamento comunitario, perché finalmente che i contributi vadano a finire a chi di agricoltura vive e non alle assicurazioni, alle banche, come è avvenuto in questi anni. Quindi un po' di pulizia, lei dice, si è fatta. Un po' di pulizia sicuramente, poi logicamente i fondi sono diminuiti, per cui ci sono delle nuove regole che riguardano in modo particolare, ci sarà un pagamento base, poi ci sarà una valutazione del greening, del verde,
e poi ci sarà anche un occhio di riguardo per i giovani agricoltori, e questa è una cosa molto positiva per il futuro dell'agricoltura. Apriamo il capitolo riso, signora Pinola, perché nel luglio scorso i coltivatori di riso sono scesi in piazza da Vercelli a Novara, da Milano a Pavia, a Mortara e via dicendo, sono scesi in piazza contro le importazioni a basso costo di riso provenienti dall'Asia e in particolar modo contro il prodotto a dazio zero proveniente dalla Cambogia. La Lombardia, che rappresenta, dicevamo prima, il 40% degli ettari coltivati a riso in Italia e che ha come sua capitale Pavia, oltretutto, che se non sbaglio è la prima provincia, risicola di tutta Italia. D'Europa, oltretutto. Ecco, sì, abbiamo 80.000 ettari coltivati a riso. Ha maggior ragione. Dal 2010 però hanno chiuso i battenti parecchie aziende e in sofferenza sono un po' tutte le province risicole. Ci può spiegare questa questione del riso proveniente dall'estero a basso costo? Che differenza di prezzi c'è? Quali sono le questioni e che cosa ha chiesto la Coldiretti, la quale ha sottolineato anche un altro aspetto che bisognerebbe aprire, cioè i pericoli per la salute oltretutto da queste importazioni. Esatto. Noi la prima... chiedo scusa. No, prego, ho finito, lasciamo la parola a lei. Noi appunto lamentavamo il fatto che entrasse riso a dazio zero, quindi che facesse una concorrenza sleale al nostro prodotto interno, quindi entrasse ad un prezzo di gran lunga inferiore rispetto ai nostri costi di produzione, di cui le raccontavo anche prima, perché questo vale un po' per tutti i settori dell'agricoltura, ma in modo particolare perché comunque entrava un prodotto le cui caratteristiche anche da un punto di vista alimentare non fossero corrette. Noi che cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto la clausola di salvaguardia, abbiamo chiesto allo Stato europeo la clausola di salvaguardia e è stata sottoscritta, siamo in attesa che l'Europa ci risponda che accetti questa clausola di salvaguardia. Ecco, clausola di salvaguardia vuol dire esattamente cosa? Vuol dire che anche loro devono pagare i dazi per poter importare, punto. E quale differenza andrebbero a colmare i dazi? Qual è la differenza di prezzo fra il riso cambogiano e quello, per dire, di Pavia o di Vercelli? Faccia conto che un riso indica, che è un riso che è quello paragonato a quello di importazione, certamente di qualità superiore, ma come lunghezza un riso piccolo, ecco, e che si chiama appunto indica, il nostro viene venduto a 25 euro, entra anche a 18 euro. Quindi c'è una certa c'è notevole differenza di prezzo. Ecco, ma questa liberalizzazione delle importazioni, diciamo così, è un fenomeno recente? No, per onor del vero è qualche anno che c'è, però il problema era che prima entrava risone che veniva lavorato in Italia, quindi le riserie lo lavoravano e poi lo mettevano sugli scaffali come prodotto italiano. Ora invece entra direttamente già inscatolato e va direttamente sullo scaffale del supermercato, e quindi adesso comincia a dar fastidio anche alle riserie, non soltanto agli agricoltori. Quindi da un certo punto di vista mi viene in mente la frase evangelica: conviene che gli scandali accadano, no? Perché piuttosto che l'ipocrisia, a volte non tutti i mali vengono per nuocere. Meglio la chiarezza, diciamo, anche se negativa, che non l'ipocrisia per certi versi. Peraltro, dicevo prima, c'è anche una questione di pericolo per la salute, perché abbiamo saputo in occasione della mobilitazione dei risicoltori di luglio scorso, e poi le chiedo se è cambiato qualcosa nel frattempo, oltretutto, anzi glielo chiedo subito, ma è cambiato qualcosa nel frattempo? Ma non dico a livello di risultato globale, magari però di negoziato che può essere efficace, oppure è tutto fermo? L'unica cosa che è cambiata, che finalmente è partita la richiesta di clausola di salvaguardia, perché il Ministero delle Politiche Agricole ha sottoscritto ed è partita formalmente. Quindi c'è stata questa condivisione che noi apprezziamo molto da parte del Ministero dell'Agricoltura italiano. Adesso aspettiamo la risposta. Ecco, dicevo prima però, signora Pirola, che in occasione di questa manifestazione dei risicoltori abbiamo anche appreso, per così dire, che qua non si tratta solo di concorrenza più o meno leale,
ma si tratta anche di pericoli per la salute, perché il sistema di allerta rapido europeo ha effettuato quasi una notifica a settimana per il riso e i prodotti derivati di provenienza asiatica. Perché? Perché ha ravvisato in questi risi pesticidi non autorizzati e assenza di certificazioni sanitarie, e stiamo parlando del 2014, di quest'anno. Quindi noi siamo nella condizione in cui ci arriva in tavola, o potrebbe arrivarci, o possiamo acquistare roba che in realtà sarebbe fuori dai canoni di sicurezza alimentare, o no? Sì, perché da noi sono banditi oramai da anni questi diserbi, e quindi noi non li utilizziamo. Di conseguenza noi utilizziamo dei diserbi che sono conformi ai protocolli nazionali, quindi altamente controllati, roba che non succede lì. E da questo punto di vista basta dire che il sistema di allerta rapido notifica e fa notifiche, o evidentemente serve qualcos'altro, perché la notifica sarà pure importante, però non evita che sullo scaffale poi finisca quel prodotto lì. Ma bisogna che ognuno faccia la sua parte nei controlli. Ci sono o non ci sono questi controlli? Di fatto, dico fattualmente. E chi li deve fare? Io mi auguro che ci siano. Ma li devono fare i NAS, i carabinieri, chi altri? Gli ispettori ministeriali? Gli organi preposti. Non è rassicurante, però lei mi verrà incontro su questo, perché non è molto rassicurante sapere che comunque ci sono sì controlli, e denunce, o meglio, ci sono denunce, notifiche e via dicendo, però noi garantiamo per il prodotto che produciamo noi, certo, e che le nostre aziende producono. Ciò che producono gli altri noi non possiamo essere garanti. Quindi io mi sento di garantire il prodotto che noi produciamo, che i nostri agricoltori producono, perché si attengono scrupolosamente ai protocolli che il Ministero ci dà. Se altri non lo fanno è un problema di altri che devono controllare. Da imprenditrice agricola con esperienza, le chiedo questo, signora Pirola: questa liberalizzazione dei mercati, questa apertura delle frontiere, questo fatto che poi ci si confronta con realtà produttive come la Cambogia, dove il costo del lavoro è bassissimo, gli scrupoli in tema di sicurezza alimentare, di tutela della salute sono inferiori oggettivamente, sì, perché se perfino gli organismi europei certificano, fanno una notifica a settimana, vuol dire che anche quello è un problema. Insomma, questa liberalizzazione e apertura dei mercati, secondo lei, è un fenomeno inevitabile? Ed è, seconda questione, un fenomeno che porrà sempre più in difficoltà le aziende produttrici che hanno un'antica tradizione, diciamo così, anche di qualità, oppure no? Guardi, basterebbe... Perché uno dice la concorrenza è buona, no? La concorrenza è buona. È giusto, ci vuole, però è giusto che ci sia la tracciabilità del prodotto, dopodiché uno è libero di scegliere di acquistare ciò che meglio crede. Sceglie di acquistare un prodotto di bassa qualità, lo compra. Sceglie però di comprare un prodotto di alta qualità, deve essere certo che quel prodotto è davvero di alta qualità. Quindi la tracciabilità, l'etichettatura d'origine, punto. Noi puntiamo su questo perché secondo noi, se viene applicata questa regola, molti dei nostri problemi potrebbero essere bypassati e superati. Le chiedo un'altra cosa, signora Pirola, a proposito in generale dell'attività agricola, ma questi numeri che abbiamo citato all'inizio di imprenditrici donne sono numeri abbastanza rilevanti, cioè un quarto circa degli imprenditori agricoli sono donne. Sono numeri che sono stati in crescita negli ultimi anni, e secondo lei, se sì, come mai sempre più donne si dedicano a questa attività agricola che tradizionalmente nell'immaginario è associata abbastanza di più all'uomo, no? Anche se non è vero, perché stiamo parlando di riso e quindi anche lì la presenza femminile è sempre stata importantissima, però dal punto di vista imprenditoriale magari qualcuno si immagina più un mestiere maschile, di fatica, tra virgolette. Infatti, però glielo dicevo proprio all'inizio, la multifunzionalità aziendale, perché si è aperto un mondo per il settore agricolo, no? Attraverso, come le dicevo prima, la vendita dirette, le fattorie didattiche, le fattorie sociali, gli agriturismi, sono tutti ruoli a cui si dedicano le donne in modo particolare. Capito? Mentre l'uomo è più portato, non so, per andare in campagna ad arare, seminare, quindi utilizzare mezzi, le donne si occupano
più da un punto di vista interpersonale con il consumatore finale, insomma si interfaccia con il consumatore finale direttamente. Ecco, altra questione, poi la lascio andare. Lei ha parlato prima di burocrazia, abbiamo accennato alle questioni dell'Europa, c'è anche il versante, diciamo, del fisco, perché proprio ieri leggevo un'intervista a un imprenditore agricolo di Bellinzago Lombardo sul quotidiano Il Giorno, il quale è produttore e allevatore di mucche, produttore di latte anche lui, il quale dice alla fine i nostri margini di guadagno sono ridotti all'osso e si tratta ormai tutta solo di una partita di giro, cioè i soldi che entrano servono a coprire le spese e non rimane niente per gli investimenti. Se sei fortunato va così oggi, perché altrimenti rischi di essere altrimenti ce ne metti dentro o rischi di chiudere. Però a quel punto uno diceva chi te lo fa fare? Certo, ma sa qual è il problema? Che gli agricoltori non sono abituati a conteggiare le ore di lavoro che mettono in azienda, quindi a non conteggiare il tempo con i soldi, e quindi lavora guadagnando poco, è disposto pur per la sua passione, per il lavoro che ha fatto da anni e che porta avanti diciamo da generazioni, la speranza che il mercato possa cambiare, capito? E che venga data la giusta remunerazione al proprio lavoro. Quanto pesano le tasse, il peso del fisco nel settore in questo discorso? Pesano perché come per tutti i settori le tasse sono notevoli e di conseguenza pesano e fanno parte di quel processo che da noi il prodotto costa, perché costano i costi di produzione. E le banche? Il rapporto con le banche com'è? Il rapporto con le banche, oggi ci sono le banche che vorrebbero darci soldi, ma le aziende sono restie ad accettarle, perché con questa incertezza di mercato poi gli investimenti vanno onorati e di conseguenza bisogna avere delle certezze per poterli onorare e per fare degli investimenti con tranquillità e serenità. Ho un'ultima curiosità, signora Pirola. Tra poco, maggio 2015, si apre l'Expo di Milano, sì. Milano non solo per la verità, Expo 2015, dedicato ai temi dell'agroalimentare, cioè nutrire il pianeta, energia per la vita. Sì. Ci sono forme di collaborazione fra istituzioni che sono implicate, comune, regione, ministero, Stato, eccetera, per questa attività, e quali sono, secondo lei, le possibilità che offre un evento del genere per il comparto produttivo agricolo? Guardi, devo dire che noi investiamo molto su queste aspettative di Expo 2015, perché noi ci auguriamo appunto che avvenendo tante persone che vengono a visitare Expo possono conoscere anche la qualità del nostro vero Made in Italy e della qualità dei prodotti che noi siamo in grado di mettere sul mercato. Diciamo che in questo periodo transitorio in attesa di Expo 2015 noi di Coldiretti abbiamo fatto anche il Lombardia Expo Tour in collaborazione con la regione Lombardia, per far conoscere in tutti i capoluoghi di provincia i prodotti tipici del nostro territorio e la qualità dei nostri prodotti che noi siamo in grado di offrire. Quindi livello di collaborazione istituzionale interistituzionale è buono e, sì. Insomma, perché l'Expo è una scommessa anche in termini di numeri. Sì. Beh, io allora ringrazio Vilma Pirola, responsabile della Coldiretti di Pavia, ma anche responsabile regionale lombarda di Coldiretti Donne Impresa. La ringrazio, signora Pirola, buon lavoro. Grazie a voi. Buon lavoro, Grazie. a risentirci. Grazie altrettanto a voi, buona giornata. E adesso invece andiamo in conferenza stampa, dopo una pausa pubblicitaria, un po' di musica, e poi ci colleghiamo con Matteo Salvini, con Luca Zaia e Roberto Maroni per la conferenza stampa dedicata principalmente alla legge di stabilità, la finanziaria. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè
e d'allarme di 15 milioni di persone che per colpa di questa legge di instabili rischiano di perdere tantissimi servizi che le due regioni più virtuose d'Italia fino ad oggi sono state in grado di garantire. Perché quando Renzi parla di tagli, Lombardia e Veneto hanno già tagliato tutto il tagliabile in termini di costi della politica, di burocrazia, di dipendenti. Sono le due regioni italiane più virtuose per il rapporto fra costo del personale per ogni singolo cittadino, quindi da tagliare è rimasto poco e nei miliardi chiesti alle regioni, entrando nel merito, siccome poi un conto è dire le cifre, un conto è parlare di quello che è, io ci tengo che Roberto Maroni e Luca Zaia possano usare la vostra gentilezza per far capire ai nostri cittadini, anche agli elettori di Renzi, che se non cambia questa legge di instabilità, a rischio serio ci sono gli autobus per gli studenti, c'è la chiusura di diversi ospedali, c'è il riscaldamento nelle scuole, c'è la manutenzione delle strade, c'è la protezione in caso di alluvioni e di calamità naturali. Quando Renzi parla gioiosamente di tagli, non sa che parla di case di riposo, di non autosufficienti, di disabili da reinserire nel mondo del lavoro, di scuole materne e di tanti altri servizi che sono a pesante rischio. Quindi oggi, l'obiettivo di oggi è di rendere in pratica nella vita quotidiana quello che questa legge di stabilità rischia di significare per gli abitanti di Lombardia e Veneto. Quindi io darei prima la parola a Roberto Maroni e poi a Luca Zaia e poi rispondiamo volentieri alle domande. Sì, grazie. Porteremo oggi alla Commissione Bilancio un po' di cifre, perché al di là della demagogia che si fa, le regioni sono fonte di spreco, la realtà è ben diversa e i dati sono impietosi. Ne cito solo pochissimi. La spesa delle regioni è stata ridotta negli ultimi 5 anni del 38,5%, tra 2009 e 2012 del 38,5%, quella delle amministrazioni centrali del 12,2%. I tagli previsti ai ministeri nel DDL stabilità ammontano a 2,3 miliardi contro i 4 miliardi delle regioni. Se venisse applicato un risparmio del 3%, come è stato fatto per tutti, la riduzione di spesa sarebbe di quasi 5 miliardi. Quindi per i ministeri, applicando lo stesso criterio che è stato applicato alle regioni e agli enti locali, c'è ancora spazio di riduzione di oltre 2 miliardi e 3. Il pareggio di bilancio, cosa buona e giusta, è stato introdotto dalla legge del 2012, entra in vigore nel 2016. Il governo ha chiesto per lo Stato lo spostamento al 2017, per le regioni invece è anticipato al 2015. Quindi le regioni dovranno fare il pareggio di bilancio, che vuol dire un'altra manovra, un'altra riduzione di quasi 3 miliardi di euro, oltre i 4 miliardi che ci sono stati imposti dalla legge di stabilità. Noi non siamo contro la riduzione, non siamo contro i tagli, ma vogliamo che siano equi e così com'è previsto nella legge di stabilità non sono equi. Che cosa bisogna fare perché siano equi? Introdurre i costi standard. La Lombardia, tutto ciò che lo Stato spende in Lombardia, lo Stato, il governo centrale, la regione, le province e i comuni, ha un costo pro capite, un valore pro capite di 3.600 euro e il Veneto di 3.700. Siamo le regioni ultra virtuose perché la media nazionale è di 4.300 euro, con regioni all'interno delle quali pro capite tutto ciò che noi facciamo con un costo di 3.600 euro viene fatto a più di 7.000 euro per fare le stesse cose. Anzi, io penso, ed è dimostrato dai fatti, che noi le facciamo anche meglio, spendendo meno. E allora che cosa bisogna fare? Ridurre la spesa applicando i costi standard, cioè individuando nelle singole regioni, nelle regioni, le migliori pratiche. Chi spende meglio, chi spende bene, chi spende meglio in quel capitolo di spesa, quello è il modello che va esteso a tutte le regioni. Si risparmierebbero altro che 4 miliardi, molti di più, ma in modo equo, premiando, quindi dando un incentivo alle regioni virtuose e punendo le regioni spendaccione, perché ci sono.
Fare di tutto un'erba un fascio, considerare tutte le regioni come centro di spreco è un'idiozia e determinerà come conseguenza quella che ha detto Matteo Salvini. Noi abbiamo ridotto all'osso la spesa. Dovendo applicare i LEA, i livelli essenziali, nella sanità, il taglio di Regione Lombardia, 930 milioni di euro, totalmente ingiustificato, ci costringerà a chiudere degli ospedali perché non possiamo non applicare i livelli essenziali, come è giusto che sia. Tutto questo lo ribadiremo alla Commissione Bilancio nell'audizione delle 13, confidando che Renzi passi finalmente dalle parole ai fatti, perché nell'incontro avuto con le regioni ha mostrato apertura sul criterio dei costi standard. Se venissero applicati i costi standard ci avrebbe una riduzione di spesa maggiore di quella prevista, ma in modo equo. Se Renzi terrà fede a questo impegno, dubito che lo farà, allora noi siamo pronti a discutere e a ragionare, altrimenti sarà una dichiarazione di guerra. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Io penso che è bene chiarire che la sinistra governa il Paese dal novembre 2011 e bisogna essere senza vergogna nel presentare una legge di stabilità o instabilità, come giustamente la chiama il nostro segretario federale, e far credere ai cittadini che questa sia la soluzione per tutti i mali. Noi abbiamo già capito che al di là dei tweet e delle slide che sono state proiettate e della grande presentazione, siamo passati da un taglio di sprechi paventato di 20 miliardi di euro che poi alla fine nel provvedimento bollinato è arrivato a 15 miliardi di euro, a un taglio di tasse che doveva essere di 18 miliardi che si è ridotto ad 11, ma soprattutto si sono dimenticati di dire che l'aumento della spesa è di 11 miliardi. Con questi tre dati si capisce che chi rappresenta questo governo sta prendendo in giro i cittadini. Ha ragione il collega Roberto Maroni quando cita la virtuosità. La vera legge di stabilità in un paese serio, che ha coscienza di essere in un momento importante della vita del paese. Siamo nel semestre europeo, presidenza italiana, non se n'è accorto nessuno. Ecco, in un paese serio che presenta una legge di stabilità sarebbe stato sufficiente scrivere l'obbligo dell'applicazione di costi standard da subito. Roberto Maroni quando parla di costi standard ha ragione, perché dice che noi comunque siamo disponibili ad applicare la virtuosità anche degli altri. Bene, l'applicazione pedissequa dei costi standard, della virtuosità, della siringa che costa 4 centesimi e non 26 centesimi, del pasto in ospedale che costa 6,5 euro e non 60-80 euro, vi dico cifre reali, ecco, questa applicazione vale per il bilancio dello Stato 30 miliardi di euro di risparmi. Voi capite che vale molto di più del taglio degli sprechi, vale molto di più del taglio delle tasse, e lo dice un governatore di una regione che ha 600.000 partite IVA, che ha un PIL di 170 miliardi di euro e che purtroppo ancora oggi, assieme alla Lombardia, che ovviamente fa da capofila per questo, versa ancora un residuo fiscale che è attivo. 21 miliardi ogni anno di tasse vengono sprecate nei 1000 rivoli del bilancio dello Stato. Noi non siamo più disposti a questo. Se Renzi pensa che con le slide si risolvono i problemi, io dico che noi, i nostri imprenditori, i nostri cittadini, i lavoratori, hanno ben chiaro che questo taglio delle tasse è un taglio ovviamente che noi auspichiamo, ma auspicavamo un taglio molto più poderoso e importante delle tasse. La verità è che la legge di stabilità non dà alcuna garanzia per la stabilità futura. Io vivo in una regione dove quella pressione fiscale totale del 68,5% contro una media del 46% pesa molto nelle nostre imprese. Vivo in una regione nella quale, bene ricordarlo a Renzi e ai suoi amici, 140 imprenditori si sono suicidati nelle loro aziende e non nei villaggi turistici, proprio perché non si riesce a chiudere i bilanci. Vivo in una regione dove, come è accaduto in questa legge di stabilità, si fissa la quota di lotta all'evasione fiscale. Noi siamo per la lotta contro l'evasione fiscale, ma diciamo anche che non può essere vessatoria questa lotta e andare a controllare tutti i piccoli artigiani e contestare delle cose assurde, sapendo che comunque chi fa i controlli ha il coltello dalla parte del manico e ti induce e ti obbliga a pagare comunque, anche se non hai commesso nessun reato. Allora, noi diciamo che
non siamo disposti ad accettare questa soluzione. Siamo convinti del fatto che, mi permetto di dirlo, chi ci rappresenta anche come Regione Camparino, quantomeno dalla Lombardia, dal Veneto, ha avuto un'indicazione, no? Che è quella dei costi standard, che è quella della virtuosità, e io spero che non si vada lì col cappello in mano, perché abbiamo visto delle acrobazie uniche nelle 24 ore successive alla presentazione della legge di stabilità. Quella di cuore, che ha fatto dire a tutti i miei colleghi, i nostri colleghi, non va bene, e poi quella di tessera, sì, ma si può ragionare, si può fare. Noi siamo qui a rappresentare invece i cittadini. Ve lo dice chi ha contestato anche provvedimenti di governi amici, perché spesso abbiamo ricorso, abbiamo fatto, ma è giusto oggi dire che con questa legge di stabilità non si va da nessuna parte. E lo dicono, mi permetto di dirlo anche per il collega Maroni, lo dicono due regioni che pagano il conto a tutta Italia. Grazie, quindi mi sembra che sia ben chiaro che se oggi non ci saranno risultati soddisfacenti, Lombardia e Veneto diranno di no in tutte le maniere possibili e immaginabili, permessi dalla legge, dal buon senso e anche di più. Aggiungo una postilla che riguarda una regione che non è qua, però chiedo ai due governatori di farsene carico oggi, perché dal 1° novembre stanno vergognosamente arrivando a casa dei terremotati e degli alluvionati emiliani e romagnoli le cartelle esattoriali di Equitalia. Cioè lo Stato italiano è uno Stato di buffoni che sta mandando delle cartelle esattoriali per riscuotere delle tasse non pagate da chi ha perso tutto per l'alluvione e il terremoto. E visto che non penso che ci sia qualcuno che rappresenti l'Emilia e la Romagna in questo momento, chiedo ai due governatori che abbiamo di farsi carico delle migliaia di cittadini e di imprenditori che da 3 giorni sono terrorizzati fiscalmente dalla richiesta del pagamento di contributi che evidentemente non possono in alcun modo pagare, quindi queste cartelle potrebbero essere fatte ingoiare a chi di competenza. Detto questo, se ci sono delle domande. Però, anche se non riguarda il tema, la domanda è per il segretario Salvini. Domani c'è un'importante mozione di sfiducia proposta da Selle e 5 Stelle contro Alfano. La Lega la voterà oppure no? Grazie. L'abbiamo firmata e proposta al Senato, quindi per coerenza quello che firmiamo votiamo. Nel suo discorso introduttivo ha ricordato che le tasse delle regioni sono state aumentate fin dal 2009 al 2011. Mi pare poco fa così ha detto. Sì, i tagli alle regioni si sono attuate fin dal 2009 al 2012, i primi tagli. Questo governo ha aumentato ancora di più la vessazione e quindi io personalmente sono contrario a queste nuove. La domanda è questa: la distinzione che voi fate politicamente tra Lega Nord e le regioni del Sud, non è un po' debole per quanto riguarda la presentazione della Lega nuova che dovrebbe Guardi, guidare siamo il qua. movimento politico? Questo sarà oggetto di discussione affascinante dal 24 novembre in poi. Oggi presentiamo dei numeri che non sono né di destra né di sinistra né del nord né del sud. I numeri dicono che Lombardia e Veneto sono le 2 regioni più virtuose d'Italia, dove si è tagliato tutto il tagliabile, e o vendiamo le regioni. Però Roberto mi diceva che se noi chiudessimo domani mattina il consiglio regionale con gli assessori, i consiglieri, tutti i dipendenti, il risparmio sarebbe di 20 milioni di euro, quindi ne mancano 910, quindi non è rimasto niente da tagliare. Poi sulle prospettive della Lega al centro-sud dal 24 novembre... No, perché nei vostri discorsi continuate a... Va bene, chiaro. No, io me l'ero perso ieri, volevo un commento. È stato come partito, una
La Corte dei Conti, come sapete, dall'anno scorso fa il giudizio di parifica, così si chiama, anche sulle singole regioni. Per quanto riguarda la mia regione, ha analizzato 2 bilanci e non c'è stata una sola eccezione. Perché? Perché io coltivo un ottimo rapporto con la Corte dei Conti, abbiamo fatto un protocollo d'intesa che consente alla Corte dei Conti di verificare online tutti i dati della regione, tutti i conti, tutte le singole spese, e questo ha portato all'approvazione del bilancio senza nessuna eccezione, senza nessuna considerazione negativa. Quindi anche da questo punto di vista noi siamo un modello da imitare. Però, ripeto, al di là poi delle spese che possono essere ridotte o degli sprechi che ci sono, io non lo nego, ci sono, però andiamo a vedere dove. Respingo l'affermazione regioni uguale spreco, perché non è così, e sfido Renzi a venire in Regione Lombardia e in Regione Veneto a dirci dove sono gli sprechi. Se mi dice dove noi sprechiamo, io taglio dove noi sprechiamo, perché se noi abbiamo un costo pro capite, dipendenti pubblici della Regione Lombardia, costo pro capite per i lombardi di 19 euro, e ci sono regioni dove il costo pro capite è 220 euro per fare le stesse cose, mi pare che lì bisogna intervenire. Questo vuol dire costi standard. Prendiamo il modello lombardo o il modello veneto sul rapporto tra numero di dipendenti e abitanti e lo applichiamo ovunque. Prendiamo i costi della sanità del Veneto e li applichiamo ovunque. Questo è il modo per risparmiare. Non è nord contro sud, è regioni virtuose contro regioni sprecone. Questo è un principio di buonsenso e di equità. I tagli lineari ci costringerebbero a tagliare i servizi, perché noi di sprechi non ne abbiamo. Una domanda per il segretario Salvini. Oggi in un'intervista al Libero dice che appunto si prepara a lanciare un nuovo soggetto politico e a prendersi il centrodestra, se ce ne parlava anche qui. 20 secondi, visto che poi avremo modo di parlarne. La Lega è e rimarrà Lega Nord, presente, forte, orgogliosa e in crescita ovunque oggi sia presente, visto che c'è un'enorme richiesta di idee, di progetti leghisti e di centrodestra, visto il vuoto che si è creato da Roma in giù. Il giorno dopo le elezioni regionali presenteremo questo soggetto sulla base di alcuni valori condivisi che parlano di immigrazione, parlano di tasse, parlano di autonomia, parlano di famiglia, parlano di Europa, aperto a tutti quelli che ci stanno, non solo ai partiti ma soprattutto ai milioni di ex elettori delusi, allontanati, che per disperazione hanno votato torto collo Renzi, ma che aspettano solo un'alternativa a Renzi, che è possibile. Però fra 20 giorni partiremo allegramente. No, la Lega è la Lega. Ho detto esattamente il contrario. La Lega Nord rimane Lega Nord, ovunque è presente, in Veneto, in Lombardia, in Liguria, in Piemonte e in Emilia. Laddove da statuto non esiste la Lega Nord, per ovvi ed evidenti motivi, nascerà un soggetto che abbiamo l'ambizione possa radunare intorno a sé, Lega Nord compresa, la maggioranza degli italiani. Aperto a chiunque ci sta, aperto a chiunque sottoscriva i valori e le proposte economiche che metteremo in campo.
Maroni e Zaia con il segretario della Lega Salvini sul tema della legge di stabilità, la finanziaria, e poi abbiamo finito di ascoltare Eccentricity Waltz di James Price Johnson. Con questo noi ci salutiamo qui. Buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca. Quante volte ti hanno detto che segui le mode? Quante volte ti hanno detto che assomigli a quell'attore? O che porti i capelli come quel cantante?